Droghe sintetiche in Sardegna, da 5 dosi nel 2023 a 417 nel 2024, un aumento dell'8.240%. E la cocaina? Più 48,5%. La nostra isola non è più quella di una volta. La cannabis è solo la punta dell'iceberg. Il report del Viminale evidenzia una crescita drammatica anche per altre sostanze stupefacenti che stanno invadendo la Sardegna. Iniziamo dalla cocaina. Nel 2023 nella nostra isola erano stati sequestrati 114 kg di cocaina. Nel 2024 169,35 kg, un salto del 48,5% in 12 mesi, quasi la metà in più di polvere bianca che circola nelle nostre città. L'hashish segue la stessa tendenza preoccupante. Nel 2023 ne erano stati fermati 240,64 kg. Quest'anno siamo arrivati a 383,53 kg. L'aumento qui è ancora più pesante, più 59,4%, quasi il 60% in più di hashish sequestrato in Sardegna rispetto all'anno scorso. Ma preparati, perché il dato che davvero spaventa riguarda le droghe sintetiche. Ecstasy, anfetamine, metanfetamine, nuove sostanze psicoattive che arrivano dai laboratori clandestini dell'Est Europa. Nel 2023 in Sardegna erano state sequestrate appena 5 dosi in polvere. Nel 2024 417 dosi, hai capito bene. Da 5 a 417 dosi, un aumento dell'8.240%. Un numero che ti lascia senza fiato,